Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo venerdì 8 dicembre 2023 e soprattutto buona solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Era l'8 dicembre 1854 quando il Santo Padre Pio IX, con la bolla Ineffabilis Deus, proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. Così recita il documento ufficiale, esprimendo il senso della verità di fede proclamata e della festa che oggi celebriamo. La Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio Onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale. Queste parole di questo documento ufficiale ci aiutano ad entrare nel senso, nella profondità anche di questa grande solennità che oggi desideriamo celebrare con gioia. Mettiamoci in ascolto anche oggi della parola del Vangelo, non senza prima aver invocato il dono dello Spirito Santo. Dio, nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo, perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Egli vive e regna, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Il brano evangelico di questa solennità lo conosciamo molto bene, è il racconto dell'Annunciazione. Lo riascoltiamo. Siamo al capitolo 1 del Vangelo di Luca, versetti 26-38. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Leggendo il racconto evangelico dell'Annunciazione, nella festa dell'Immacolata Concezione di Maria, mi permetto di sottolineare due espressioni pronunciate dall'angelo Gabriele che credo possano aiutarci a vivere al meglio questo giorno di festa. La prima espressione è questa: piena di grazia.
letteralmente colei che è stata graziata. Maria è la creatura umana che Dio ha voluto avvolgere completamente con la sua grazia. Il mistero dell'immacolato concepimento della Vergine è opera di questa azione salvifica specialissima nella quale Maria viene coinvolta, diventando così destinataria di questo grande dono. C'è poi una seconda parola dell'angelo: il Signore è con te. È l'annuncio della vicinanza del Signore Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. È colui che ha accompagnato il cammino del popolo ebraico nel deserto, colui che è fedele per sempre, il sempre misericordioso, colui che sceglie gli umili e i piccoli. Maria, il Signore, questo Signore, il Signore Dio, è con te. Però c'è anche un prima. Queste parole dell'angelo sono precedute da un invito, anzi un imperativo. Rallegrati. Rallegrati, piena di grazia. Rallegrati, il Signore è con te. L'essere avvolta dalla grazia del Signore, l'essere consapevole della vicinanza del Signore stesso, diventa per Maria motivo di gioia. E noi in questo giorno desideriamo partecipare a questa gioia che Maria porta a compimento pronunciando poi il suo sì alla chiamata di Dio, avvenuta attraverso le parole dell'angelo, il suo sì pronunciato dopo aver trascorso anche del tempo col cuore turbato, ci dice l'Evangelista. Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnare il nostro cammino dietro al Signore, fiduciosi nella sua presenza fedele e nella sua grazia sovrabbondante, che viene riversata anche nella nostra vita. Pronunciamo con gioia, oggi e nei giorni che ci attendono, i nostri piccoli o grandi eccomi, alle tante chiamate che il Signore ci rivolge. Possono aiutare la nostra preghiera oggi le parole di San Giovanni XXIII, pronunciate il 7 dicembre del 59. Immacolata dice i fulgori dell'aurora. Già nel seno materno l'anima di Maria è pervasa di luce divina. Si alza questa stella mattutina limpida e pura, trasparente e inviolata. Immacolata, dice, visione di paradiso, preannunzia l'alba di quel giorno eterno e ci guida e sostiene nel cammino che ancora ce ne separa. A questo termine, coronamento della vita di grazia, devono tendere i palpiti del nostro cuore e gli sforzi più generosi di cristiana fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata di festa.